Buongiorno a tutti ragazzi, ancora una nuova intensa ondata di caldo in arrivo. Sempre caldo africano, quindi ragazzi, la maggior parte colpiranno le isole maggiori e il sud come al solito, quindi, ma farà anche molto caldo anche al centro. Diciamo già da oggi ci sarà questo aumento delle temperature al di sopra della media, già a sud, già a partire da oggi. Quindi temperature fino a 38 gradi in Sardegna, 37 in Puglia, comunque tra le città più calde Bologna, Oristano, Nuoro, Sassari del centro e nord. Invece al sud ragazzi si bolle come sempre, quindi non cambia mai nulla. Domani ancora in Sardegna e in Puglia, sulla bassa padana e sulle zone interne del centro. Domani invece le città più calde saranno Terni, Cosenza, Foggia, Cagliari e Nuoro. Poi per giovedì ragazzi ci sarà ancora peggiore del mercoledì. Stavolta però le città più calde saranno la Puglia, addirittura 40 gradi si prevedono. Poi c'è Cagliari, Palermo, Trapani, Catania, Cosenza, Foggia e Lecce, quindi tutta la Puglia in effetti ragazzi. Mentre diciamo, a nord le temperature si manterranno più o meno dai 26 ai 31-32 gradi, quindi mentre diciamo il centro dai 31 ai 34 e invece le isole maggiori la Puglia, Calabria oltre i 40, quindi da 37 a 40 41 questo è. Quindi ragazzi tutta la settimana sarà così, quindi prepariamoci a un'altra settimana di intenso calore perché questa settimana sarà davvero tremenda, quindi non è cambiato nulla, quindi a partire da oggi e fino a domenica ragazzi la situazione peggiorerà, nel senso che farà sempre più caldo, quindi a differenza che il nord ci saranno temperature meno elevate del sud, che per sud io intendo dalla Campania a scendere giù, quindi Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna, queste saranno quelle che davvero farà paura e caldo. Il centro così così e il nord, ragazzi, non farà questo caldo eccessivo. Vi ripeto, al nord massimo 31-32 gradi, al centro fino a 34 e poi a noi possiamo arrivare pure a 41 noi, cioè la Sicilia, Sardegna e sud. Quindi noi stiamo in Africa, come dico sempre io, quindi le previsioni ragazzi non pioverà, quindi mettetevi l'anima in pace, che freddo oppure qualche temporale non ce ne sta proprio l'ombra, a meno che dato il calore eccessivo si formi un temporale improvviso, ma che ci sia in arrivo questo no. Può darsi solo che essendo che fa molto caldo si accumula un sacco di energia e viene giù un temporale. Questo può accadere in qualsiasi città, a Salerno, a Napoli, a Milano, a Friuli Venezia Giulia, in Lombardia, questo può succedere ovunque, in Sicilia, Sardegna. Però se parliamo a livello di previsioni che ci sono delle piogge, queste non ci saranno per tutta la settimana, quindi se ci sarà qualche temporale ragazzi è perché si è accumulata troppa energia, ma di previsioni di maltempo non ce n'è minimamente l'ombra, quindi mettiamoci l'anima in pace e facciamoci quest'altra settimana di sudata come la chiamo io. Quindi ragazzi mi dispiace ma anche questa settimana gli allegna del caldo africano, purtroppo deve andare così ragazzi. Un saluto a tutti ragazzi e ci sentiamo.